Allora, Bellini, dato che c'è stato l'incontro, che poi uno cerca di fare un video al giorno, però c'è stato l'incontro con Spalletti e i tifosi più di Lorenzo e Rachmani, quindi io faccio un recap, se vi va, se vi iscrivete, mo ne parliamo, cominciamo. Allora, voi iscrivetevi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, così quando capitano queste giornate dove per esempio esce il doppio video, oppure magari ve lo guardate domani, perché è capace che domani non riesco a fare un video, qualunque cosa accada, il che fare è fortissimo. E quindi Mickey Maz Mickey Maz, benvenuto, e tutti quelli che si sono iscritti al canale in questi giorni caldi, perché sono caldi i giorni. E ovviamente tante domande di bambini, alcuni molto carini, alcuni bellini, alcuni che vogliono anche entrare nei dettagli della situazione, altri con domande emozionali. Io ho seguito la diretta su Caffè Napoli 1926 è un'altra cosa, e gli amici di Caffè Napoli voi continuate a seguirli. Questi è CN24, Calcio Napoli 24, e insomma lì anche sulla chat c'era tanta voglia, fate le domande che vogliamo fare, eccetera eccetera, e un po' sono uscite tra K2 e Dybala un po' di domande, risposte che lasciano intravedere delle suggestioni. Ne parliamo con calma. Allora, è stato anche difficile scrivere, perché scrivermi la domanda, poi chi risponde, eccetera eccetera, qualcosa me la potrò anche dimenticare, e voi sotto me la dite nei commenti. Voi lasciate un like, perché a Di Lorenzo hanno chiesto: ti piace stare a Napoli? E non ho scritto nemmeno niente, perché la risposta è ovviamente ovvia. A Rachmani chiedono di K2 e lui subito risponde: è fortissimo e speriamo che rimane. A Spalletti gli chiedono delle tattiche. Io devo fare i complimenti ad Alessia, tifosa, che ha chiesto di 4-2-3-1, ha chiesto nello specifico. Questa è una domanda bellissima, perché andiamo proprio nelle caratteristiche dei giocatori, e Spalletti fa pure lo spiritoso. Non devi fare lo spiritoso con le tifose, Spalletti, ma in generale con i tifosi non devi fare lo spiritoso, che lei ti chiede il 4-2-3-1 e tu rispondi 4-3-3, perché non è vero, lo sappiamo. E quindi Spalletti chiede qual è il tuo preferito, e lei, Alessia, candidamente dice Mertens è il mio preferito per sempre, e quindi lì Spalletti si trova costretto a commentare anche Mertens, e dice che è adatto, ma è adatto anche Zielinski, ovviamente per questa figura del sottopunta nel 4-2-3-1 è adatto anche Zielinski, è adatto anche Elmas. Questi sono i giocatori che individua Spalletti come sottopunta per ora. Non parla di un asso, non parla di Kvaratskhelia, qualcuno dagli spalti grida Dybala, ma ci arriveremo. Cosa hai imparato da K2? Amir risponde tutto, e la chiude lì, facile così. Il trequartista per Spalletti, e Spalletti qua dice il modulo dipenderà anche dalle caratteristiche dei giocatori. Non so se questa è la domanda dove poi si chiedeva anche mettersi, perché poi dopo gli chiedono anche della difesa 3 o di mettersi a specchio con le squadre più piccole, e lì è interessante la cosa. Quindi dipende dalla caratteristica dei giocatori, quindi anche il modulo. Ad oggi non possiamo dire che sarà sicuramente quello, perché dobbiamo capire la rosa che poi avrà il Napoli al completo, se avrà molti trequartisti, se avrà molti esterni, se avrà più centrocampisti, potrebbe cambiare tutto, e quindi stiamo in campana. L'avversario più difficile per Di Lorenzo è stato Leao, insomma cita Leao, e Rachmani cita Boga. Anche lui dice Leao e poi citano Boga, ma vabbè, ognuno poi ha le opinioni di caratteristiche degli avversari che vogliono. Il ruolo di Di Lorenzo: può giocare anche centrale, può giocare anche a sinistra, può giocare anche a centrocampo. Lui ribadisce che in emergenza fa tutto, ma il suo ruolo è esterno a destra. Cosa si aspetta Spalletti dalla stagione? Vediamo i mercati. Mi sono scritto io i mercati, perché non solo il nostro, ma dobbiamo vedere anche il mercato delle altre squadre per capire cosa aspettarsi da questa stagione. Questa è chiave, questa è domanda e risposta chiave. Gli chiedono anche del portiere, e Spalletti ci ribadisce che i portieri devono essere due, nel calcio moderno devono essere entrambi forti possibilmente, quindi uno ce lo abbiamo, che è Meret, e uno è da prendere, e poi si deve scegliere. Quindi Spalletti questa cosa ce la dice candidamente, dice Meret non è che è stabilito che sia il titolare e andiamo a prendere un sostituto di Meret.
prenderemo un portiere e poi si sceglierà, che è un po' quello che ci ha detto anche Giuntoli, d'accordo con Spalletti al riguardo. K2 Ostigard, la domanda, cioè se ne va K2 viene sostituito da Ostigard, che ovviamente è una bella domanda per metterli con le spalle al muro, e Spalletti ci ribadisce che io preferisco K2 a tutti. E poi c'era il gioco di parole del poker di K, perché Kalidou Koulibaly, comandante e anche capitano, se dovesse rimanere, ma adesso non lo sappiamo, e se non dovesse rimanere guai a chi lo contesterà, guai a chi facesse delle proteste, oppure se la prenda poi con lui per la decisione. Dobbiamo ringraziarlo se siamo in Champions, anche lui, eccetera eccetera, e ai punti, proprio quando Koulibaly è in campo noi facciamo più punti, e questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. Se mancherà Koulibaly si può sostituire sicuramente, ma non sarà un profilo alla Koulibaly, perché poi tutto da vedere. I campioni, che perché devi affrontare anche la Champions, Spalletti dice dobbiamo vedere, ci possono essere dei giovani che poi possono crescere. Ovviamente questo significa, ragazzi, che poi nell'immediato è più difficile, se poi possono crescere questi giovani, vediamo. Poi non so chi ha fatto questa domanda, che è proprio una domanda voi che seguite il canale, è proprio la domanda classica dei giornalisti che non vogliono domandare niente: ma quanto è forte Osimhen? Ecco qua, che quanto è forte Manolas, e tutte quelle domande che sono a risposta chiusa, dove tu non dici niente, non devi dire niente, non chiedi niente, non ricevi niente, perché la risposta, addirittura proprio imbarazzato di Lorenzo, è forte, molto forte. E Amir dice sì, già ho risposto, è forti, sono forti, vabbè. Perché poi esce anche da dopo quali sono stati i giocatori con cui hai giocato, vedi, perché dice qua che ti sei emozionato di più. Di Lorenzo dice Insigne, perché anche ovviamente sono amici anche in nazionale, e Amir proprio dice Osimhen, quindi identificando un giocatore forte. Quanto è forte Osimhen? E vabbè, quindi domanda sprecata, inutile, andiamo avanti. Quindi la difesa a 3 sì, però si può fare, tutto si può fare, ma è meglio probabilmente continuare a fare quello per cui uno ci si sta allenando. Quindi l'idea generale di Spalletti è di avere un modulo e di non dare poi dei vantaggi alla squadra avversaria quando ti metti a specchio e fai delle cose che non sei tanto abituato a fare e dai in vantaggio a loro. La squadra più difficile che ha affrontato, Spalletti cita il Manchester United, che ha incontrato tantissime volte nelle sue avventure in Champions, una volta anche nefasta dove ha preso 7 gol. A chi ti ispiri, chiedono a Di Lorenzo, e lui cita Cancelo e Alexander-Arnold. Dopodiché l'inserimento dei nuovi, Spalletti dice che quando sono forti sono pronti subito ad inserirsi. Di Lorenzo capitano, Di Lorenzo dice per ora il capitano ce l'abbiamo ed è K2 per ora, quindi era stata già stabilita questa cosa e questa è la notizia che sappiamo. Poi se non ci sarà non è detto che sia io, Di Lorenzo, a fare il capitano, lo deve decidere lo spogliatoio, lo deve decidere Spalletti, quindi non dice sarò io, e dobbiamo capire chi verrà poi eletto al leader dallo spogliatoio. Lo scudetto a quelle 3, questa è una bella cosa, si parla dell'ultimo ventennio dove praticamente vincono sempre le solite, le due milanesi o la juventina, e Spalletti dice, se non sbaglio, e anche coincide anche con il periodo dove si sono distribuiti i soldi dei diritti televisivi a queste squadre di più, e quindi chi ha più potere d'acquisto può fare una squadra più forte, e quindi è difficile competere con queste 3. Questa è verità pura. Politano, mi dice Spalletti, mi stanno bene tutti, non è che ho cacciato Politano, e addirittura insiste. Qua vi potete divertire nei commenti, perché noi abbiamo sempre seguito il minutaggio dei giocatori, potete andare a spulciare. Lui dice lui è il più presente di tutti, più presente di Insigne, più presente di Lozano, l'unico che ha più presenze è Elmas, quindi io gli ho dato ampie possibilità di dimostrare quello che è il suo valore. Politano il più presente di tutti, quindi ovviamente quando si parla di presenze non si parla di minutaggio complessivo, ma si parla anche, per esempio, se tu entri negli ultimi 5 minuti, quella vale come presenza per alcune statistiche. Quindi Spalletti ci fa sapere che lui Politano l'ha utilizzato alla grande, rispondendo ovviamente alla gente di Politano che invece ha detto no, quello sta mentendo, non abbiamo la fiducia, eccetera eccetera. C'è Maretta. Osimhen gli faremo fare più gol di testa, anche quella era la cosa della domanda, perché se Osimhen poi se lo ritroviamo largo a fare cross, chi si inserisce? E questa è una domanda bellissima, anche lì Spalletti un pochino come a dire, ma tu fai l'allenatore, non
devi rispondere così, sono appassionati di tattica i tifosi anche, quindi non è detto che ti debbano fare tutte domande piacevoli. È importante, è sicuramente una delle cose importanti trovare il modo di far segnare di più Osimhen, e l'hai detto anche tu Spalletti che deve fare probabilmente più gol di testa, quindi dobbiamo mettere in condizione il resto della squadra di fare dei cross e più inserimenti, perché se lui poi si allarga e crea questi spazi devono inserirsi. Non era assolutamente una domanda banale. Quali sono i più simpatici? Di Lorenzo dice che Tommaso aiuta Starace e Amir cita Petagna. Io l'ho sempre detto che Petagna è uno che piace nello spogliatoio, che è simpatico. Cita Fabian clamorosamente, e anche lo stesso Di Lorenzo che è accanto a lui. Chi dobbiamo temere per la Champions? Spalletti dice non dico nessuno, altrimenti sicuramente esce un po' di scaramanzia. E poi gli chiedono ti piace Dybala? E qua Spalletti risponde piace a tanti. Poi c'è pure quella cosa che dice cercheremo, c'ha un gran piede, cercheremo di farlo crescere, e qui che poi tutti i tifosi dicono allora è già fatta, l'abbiamo preso, cercheremo di farlo crescere fisicamente così ancora meglio. E beh, non può crescere fisicamente Dybala, quindi fa parte di quei controsensi delle domande che tu dici cercheremo di farlo, che è un po' così. Però la cosa interessante che dice Spalletti, e qua mi piacerebbe approfondire e sottolineare, che dice che Dybala tira calci di punizione. Chi li tira i calci di punizione con noi? Allora forse si sta ragionando su questa cosa qui. Dice se devo fare un acquisto importante è bene che questo giocatore abbia delle caratteristiche che noi squadra non abbiamo, e io vi dico una cosa, uno che potrebbe tirare i calci di punizione è Kvaratskhelia. È lui proprio, perché secondo me lo fa, l'abbiamo visto fare, che tirare anche i calci d'angolo con la sua nazionale. Secondo me è uno che potrebbe essere poi scelto per questo ruolo. Quando vinci ok, domanda sui social se i giocatori seguono i social e leggono tutte le cose. Sì, ve l'ho sempre detto che leggono tutto. Quando vince è tutto a posto, quando perdi se la prendono con te. Di Lorenzo fa pure il tipo ma non mi piace che vi nascondete dietro. Vabbè, ma questi sono i social, amico mio, e lo sappiamo. E io faccio sempre il mio appello di non attaccare troppo dei giocatori, specialmente quelli più sensibili che stanno sempre con il cellulare a mano, perché poi fai peggio rispetto alla così. L'appoggio a prescindere nemmeno è pensabile, però possiamo anche essere un pochino più morbidi nelle nostre considerazioni. Zielinski più campo, si parla ancora un pochino tatticamente, perché Spalletti torna sul tornare, perché gli chiedono in un ipotetico centrocampo a 3 dove mettere Lobotka, dove mettere Fabio, dove mettere anche se non giocasse Dem. Ovviamente Dem non gioca, quindi Spalletti non capisce bene questa domanda, e la risposta per lui è ovvia, è Lobotka quello da vertice basso, perché Fabian accompagna meglio, perché Zielinski anche ha propensione, ma io a Zielinski gli voglio dare un po' più campo, un po' più di spazio, ecco. Quindi se lo posso mettere più dietro, spiega un po' quello che ci aveva detto anche ieri, lo voglio fare perché in modo tale che con meno giocatori addosso che lo marcano può sviscerare tutte le sue caratteristiche. E poi ragazzi, nel finalissimo tale Gerardo fa una domanda secondo me che era ottima, e dice noi siamo tra Guelfi e Ghibelli, i tifosi sono spaccati e sono divisi, litighiamo tra di noi, non ti preoccupare Spalletti che tanto non ce la prenderemo con Koulibaly, noi ce la prendiamo sempre con la società. E candidamente Gerardo lo ha detto, i tifosi alla fine sempre lì si vanno così, però siamo anche spaccati perché ognuno poi la pensa in un modo in tutte le situazioni, e dice ma voi che vi dovete lavorare, che vi dovete allenare, dovete andare in campo, la sentite, vi dà fastidio, è buono o non è buono che i tifosi siano così spaccati tra di loro? E purtroppo la De Rienzio, che stava organizzando insomma tutte le domande eccetera eccetera, pulisce la domanda con la varecchina, e a Di Lorenzo e a Rachmani gli fa arrivare le cose, le critiche sono pure le critiche costruttive. No, non è questo che è stato chiesto assolutamente. È stato chiesto se i giocatori riescono a isolarsi completamente, se avvertono che la piazza è spaccata e se ne soffrono le conseguenze di questo tifo che invece non è più compatto e non spinge tutta la squadra. Questa era la domanda, non è le critiche costruttive, perché le critiche costruttive il tifoso non deve... che cos'è la critica costruttiva? Cioè esiste lo sfogo, esiste la critica a prescindere, esiste quello che invece va tutto bene, sempre forza Napoli, non mi interessa, perdiamo 5-0 sempre forza Napoli. Non esiste la critica costruttiva, esiste però un ambiente spaccato, è lì che volevamo sentire. A me avrebbe fatto piacere sentire una risposta di mister e dei giocatori, chissà se loro soffrono questa cosa dell'ambiente oppure non se ne fregano proprio, perché il professionista va in campo e vuole vincere, non sente niente, si mette le cose nelle orecchie
metti i cotoni nelle orecchie al fulmicotone ed evita tutte le cose. Signori miei, se questo video ve lo siete visto in nottata, bravissimi, altrimenti ve lo siete visto il giorno dopo, ancora meglio. Voi lasciate un like, se vi sono usciti, se qualcosa, probabilmente me la sono dimenticato, qualche domanda fondamentale, voi me la fate sapere, la riprendiamo, tanto ci sentiamo su tutti i social e fatemi sapere secondo voi quanto è forte Manolas. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.